Benvenuti all'Almanacco. Oggi è sabato 1 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:15. La luna si leva alle 21:43 e cala alle 8:06. Oggi la chiesa celebra Sant'Alfonso. Il nome Alfonso, utilizzato da molti re, deriva dall'antico tedesco e significa pronto alla battaglia. Dal 2012, il 1 agosto, si celebra il World Lung Cancer Day, la giornata mondiale del tumore al polmone. È appunto un'occasione per far sentire gli ammalati e alle loro famiglie l'affetto e la vicinanza di tutti. Tra le raccomandazioni rivolte all'Unione Europea figurano l'aumento dei fondi per la ricerca e l'implementazione di misure antifumo. Compie oggi 47 anni Jason Momoa, l'attore statunitense che ha conquistato il mondo nel ruolo di Aquaman e di Khal Drogo in Trono di Spade. Nato a Honolulu nel 1979, Jason è celebre non solo per il suo carisma sul grande schermo, ma anche per il suo impegno attivo nella protezione degli oceani e dell'ambiente. Tanti auguri anche a Domenico Berardi, che festeggia oggi i suoi 32 anni. Talentuoso attaccante italiano e bandiera del Sassuolo, è stato uno dei protagonisti della vittoria della nazionale italiana agli europei del 2020, giocati nel 2021. Con la sua tecnica ed i suoi gol si è confermato come uno dei mancini più forti del campionato italiano dell'ultimo decennio. Torniamo al cinema per il terzo compleanno di oggi. A spegnere 36 candeline è infatti l'attore britannico Jack O'Connell. Lanciato nella serie cult Skins, ha poi dimostrato un talento straordinario in film drammatici come Unbroken, diretto da Angelina Jolie, dove ha interpretato l'atleta olimpico e reduce di guerra Luis Zamperini. La profezia del titolo non si è mai avverata, ma sicuramente la clip della canzone dei Buggles, Video Kills the Radio Stars, la prima trasmessa da MTV nel giorno della sua nascita, l'1 agosto del 1981, ha segnato una rivoluzione nel mondo della musica. L'esplosione delle immagini e l'avvento dei VJ hanno influenzato i gusti di intere generazioni. Sapevate che è possibile camminare sull'acqua? Ci sono infatti alcune specie di animali che riescono benissimo a farlo, come il basilisco, una grossa lucertola che vive nelle foreste del Messico e del Guatemala. Questo animale corre in posizione eretta e sembra quasi che schiaffeggi la superficie dell'acqua con le zampe posteriori, riuscendo a percorrere un centinaio di metri senza affondare. Benvenuti ad agosto! Iniziamo questo nuovo mese e il fine settimana scoprendo insieme cosa hanno in serbo per noi le stelle in questo splendido sabato d'estate. Ariete. Agosto parte con una sferzata di energia pura. Siete dinamici, propositivi e avete una voglia matta di muovervi. Perfetto un sabato di sport o una gita fuori porta. Toro. La luna vi invita a rallentare i ritmi. Inaugurate il mese regalandovi una giornata di totale pigrizia e relax, staccando del tutto il telefono e i pensieri dai doveri. Gemelli. Sarete i re incontrastati della socialità oggi. Il vostro spirito brillante e la vostra ironia attireranno molte persone. La serata promette scintille e tanto divertimento. Cancro. Sentite il bisogno di intimità e calore. È il sabato ideale da trascorrere con le persone più care, magari organizzando una cena tranquilla in terrazza o in giardino. Leone. Il cielo brilla per voi in questo inizio mese. Siete radiosi, magnetici e pieni di voglia di vivere. Se c'è un progetto estivo o un amore da lanciare, fatelo oggi. Vergine. Le stelle vi consigliano di fare spazio al nuovo. Sfruttate la giornata per alleggerirvi da vecchi pesi mentali e accogliete il fine settimana con più leggerezza. Bilancia. Una bellissima armonia avvolge le vostre relazioni. In amore c'è complicità e voglia di fare progetti importanti per il futuro, mentre l'amicizia regala grandi sorrisi. Scorpione. Sarete particolarmente intuitivi e selettivi. Oggi saprete benissimo chi merita il vostro tempo e chi no. Dedicate la serata solo a chi vi fa stare bene davvero. Sagittario. Una bellissima spinta ottimistica vi travolge. Sentite il richiamo dell'avventura e della libertà.
Assecondate questo desiderio pianificando qualcosa di insolito. Capricorno, mettete da parte la vostra solita corazza razionale. Questo inizio agosto vi vuole più dolci, passionali e pronti a lasciarvi andare alle sorprese del cuore. Acquario, i riflettori oggi sono puntati sul confronto con gli altri. Siete curiosi, aperti al dialogo e pronti a fare incontri stimolanti che potrebbero aprirvi la mente. Pesci, sabato magico e super intuitivo. Sarete sognanti, ma incredibilmente connessi con i desideri di chi vi sta intorno. Lasciatevi guidare dalle vostre sensazioni. Buon inizio agosto e buon sabato a tutti. L'appuntamento con le stelle torna domani. Uno schianto devastante contro una roccia, poi l'auto che prende fuoco. È il 1° agosto del 1976 e milioni di sportivi trattengono il fiato per l'incidente capitato a Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania. L'austriaco della Ferrari rimase sfigurato dalle ustioni, ma incredibilmente tornò a gareggiare dopo appena 42 giorni. Lo sapevate che la luna non influenza solo le maree, ma anche il nostro umore? In Italia chi è di cattivo umore, infatti, si dice che abbia la luna storta. Questa credenza nasce da un'antica leggenda secondo la quale la luna potesse esercitare un potere sulla psiche umana, causando irritabilità o malinconia. Il matto di oggi è Timothy Leary, lo psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, Timothy fu un uomo eccentrico. Arrestato per possesso di marijuana, evase di prigione, le sue ceneri vennero infine lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare quell'universo inesplorato che tanto amava. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non so se è meglio segnare a Liverpool o andare a letto con Miss Mondo. Fortunatamente io non ho dovuto scegliere. E a chi sceglie di seguirci ogni giorno noi mandiamo un enorme grazie e rinnoviamo l'appuntamento a domani, sempre qui con l'Almanacco. Io vi auguro una buona giornata, a domani dalla vostra Geire.